Vogliamo aprire la nostra Bibbia leggendo un passo del Nuovo Testamento nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, leggeremo i primi 11 versi. Seconda ai Corinzi, capitolo 1, dal primo verso fino al verso 11. Amen. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, già lo fate, vi ringrazio, non per me, per onorare la parola del Signore. Amen. Inizio la lettura. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per la volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta l'Acaia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, e se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel rendervi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza nei vostri riguardi è ferma, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte affinché non confidassimo in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con la preghiera, affinché per il favore ottenuto per mezzo di tante persone siano rese grazie per noi da molti. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, vogliate accomodarvi. Alleluia. Come avete notato, l'Apostolo Paolo, quando scrive questa seconda lettera ai Corinzi, parla di sofferenze proprie, di sofferenze di tutti i credenti, ma parla anche di consolazione. Amen. Perché dove c'è afflizione, c'è sempre la consolazione che viene da Dio. Ed egli dice che il Dio, il Padre delle misericordie, è Dio di ogni consolazione. Amen. Il nostro Dio è un Dio che consola. La parola consolare significa stare vicino a una persona, incoraggiandola e aiutandola nell'afflizione. Il Signore adempie questo compito mandando lo Spirito Santo a consolare i suoi figli. Amen. Uno dei nomi che dà il Nuovo Testamento allo Spirito Santo è proprio il Consolatore. Il nome in greco è Parakletos, che deriva proprio da consolare colui che sta vicino. Lo Spirito Santo è vicino a noi, ma più che vicino, lo Spirito Santo vuole essere dentro di noi, per aiutandoci proprio nelle afflizioni che tocca ogni credente.
Qui sta parlando l'Apostolo Paolo, un servitore di Dio, un ministro di Dio, un apostolo che ha sofferto tanto. Prima di incontrare Gesù, l'Apostolo Paolo aveva una vita, credo, agiata. Era un uomo molto stimato, un uomo di cultura, conosciuto. Era anche un'autorità religiosa. Era uno dei dottori della legge. Ma quando incontra Gesù, tutta la sua vita cambia. Da un punto di vista umano può dire uno, ma cambia in peggio, perché viene arrestato, soffre. Abbiamo letto che alcune volte ha persino disperato della propria vita, tanto da desiderare la morte e pensare, qui non c'è più nulla da fare, Signore, fammi morire così risusciterò. Un uomo che soffre tanto per amore di quel Cristo che incontra. Gli cambia la vita quell'incontro, ma da quel momento veramente scopre cosa vuol dire servire non i farisei, ma servire l'Iddio onnipotente. Amen. Dicevo a mia moglie che mi sembra di capire che a volte abbiamo un concetto di benedizione veramente errato, no? Siamo benedetti solo se non abbiamo malattie, la nostra vita è tranquilla, abbiamo un buon lavoro, una famiglia serena. È solo questa la benedizione? Io credo di no. La vera benedizione è la presenza di Dio nella nostra vita, che prescinde da fatti e circostanze favorevoli o sfavorevoli. Amen. Anche in prigione, legato in catene, l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa ai Filippesi: rallegratevi nel Signore. Ripeto, rallegratevi nel Signore. Amen. Perché quell'uomo aveva la presenza di Dio nella propria vita. E non era il carcere, non era le circostanze esterne a lui avverse. Lui sentiva di essere un uomo libero. Perché quando Cristo è in te, tu sei libero. Amen. Una cosa importante è comprendere che Dio non ci ha fatto promesse di prosperità materiale. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore per quello che abbiamo. C'è chi sta meglio, chi sta meno bene economicamente parlando, ma l'importante è la ricchezza che abbiamo in Cristo. Amen. Cristo è tutto in tutti. Ha capito questo l'Apostolo Paolo. Alleluia. Nelle sue molte afflizioni Paolo ha imparato che nessuna sofferenza, nessuna prova può separare i credenti dalla cura e dalla compassione del loro Padre Celeste. Dio permette che ci sia un'afflizione nella nostra vita. Amen. Dio permette l'afflizione. Non è che manda l'afflizione come punizione, come alcuni pensano. Dio permette, Lui è il sovrano e permette. Può anche permettere. E tante volte Dio permette certe sofferenze perché noi possiamo imparare a dipendere da Lui. E così possiamo comprendere come anche incoraggiare gli altri. Amen. Se tu sei stato afflitto, puoi comprendere il fratello che si trova adesso nell'afflizione. E se hai trovato quella chiave che ti ha liberato da quell'afflizione, che è la comunione con Cristo, l'ubbidienza e la fedeltà assoluta in Cristo, puoi aiutare quella persona, quel fratello, e dire: aspetta l'aiuto del Signore, sopporta, preghiamo insieme
il Signore stenderà la sua mano e interverrà. Amen. Alleluia. Paolo fa notare come la vita del credente comprenda sia le sofferenze sia la consolazione di Cristo. Amen. È vero che i credenti siamo afflitti. Non ho mai conosciuto un credente che mi ha detto: non ho mai conosciuto l'afflizione. Pensate, i primi credenti sono stati uccisi, perseguitati, torturati per amore di Cristo, perché predicavano Cristo, non violavano nessuna legge, solo erano credenti di Cristo. E sicuramente afflizione ingiusta, ma io credo che abbiano sperimentato una meravigliosa presenza di Cristo nella loro vita. Alleluia. Nell'afflizione si può comprendere come relazionarsi meglio con il Signore. Siete d'accordo? L'afflizione ci piega il nostro cuore. E Dio sa quanto abbiamo bisogno di essere piegati, di piegarci davanti a Dio, di umiliarci. E l'afflizione ci aiuta. Perché il Signore è stato uomo di dolore, familiare con la sofferenza, vi ricordate? Amen? Quindi a fronte di qualsiasi tipo di prova affrontata nel nostro servizio al Signore, ne riceviamo una più grande consolazione. È vero che è tanta l'afflizione, ma quando il Signore interviene e ti consola, la consolazione ricevuta supera, ma di tanto, l'afflizione che hai patito. Gloria a Dio. Questo vuole dire l'Apostolo Paolo. Ma soltanto se dipendiamo completamente da Lui, se riusciamo a comprendere che dobbiamo dipendere da Lui. Ecco perché spesso, proprio mentre attraversiamo le prove più difficili, riceviamo da Dio le benedizioni più grandi. Vi è capitato? A volte sembra che ti trovi in un tunnel, no? E proprio lì in quel momento ricevi una benedizione grande. Gloria a Dio. Amen. Che non ci lascia nelle afflizioni. E in quel momento sentiamo forte la sua presenza. Ora, proprio come Gesù sopportò una sofferenza estrema, donando la sua vita per pagare il prezzo delle nostre offese, così Egli condivide ogni giorno il dolore e la difficoltà del suo popolo, che per amore suo continua a seguire il bene e a lottare contro la malvagità e contro il peccato. A questo siamo chiamati, a lottare contro la malvagità e contro il peccato che dilagano nel mondo. Amen. Alleluia. Quindi la nostra sofferenza non è necessariamente conseguenza di disubbidienza. A volte lo è, ma molte volte non lo è. Al tempo di Gesù, no? Dicevano, vedendo un ammalato: ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma questo avviene perché voi possiate vedere la gloria di Dio. E operò un meraviglioso miracolo. Ora, la sofferenza non è molte volte conseguenza della disubbidienza, del peccato, no, è perché viviamo in questo mondo. È come quello che può accadere agli altri che non conoscono il Signore, può accadere anche a noi che siamo figli di Dio e che conosciamo il Signore. Amen. Dove è scritto che i figli di Dio non si possono ammalare? L'avete letto nella Bibbia? Ma dove è scritto che i figli di Dio non possono soffrire? Dove è scritto? Quando accetti il Signore, devi essere disposto, quando vuoi servirlo, a soffrire. Sì.
Ma allora qual è l'utilità? Ma stiamo parlando anche di consolazione, o no? L'utilità qual è? L'utilità è che anche nelle difficoltà più estreme Dio sa liberarti. Amen. L'utilità è che anche nei momenti più bui della tua vita Cristo è la tua luce. Amen. Qual è l'utilità? È che anche se muori a cagion di giustizia per amore del servizio del Signore, perdi la tua vita terrena, ma guadagni l'eternità. Amen. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Quando a volte le circostanze sono così avverse che i credenti arrivano a pensare che si possa perdere ogni speranza, persino di sopravvivenza. Non ce la faccio più. L'hai mai pensato? Non ce la faccio più. Quando ci troviamo in questo contesto non dobbiamo credere che il Signore ci abbia abbandonato o che non ci ami più. È vero che arriviamo anche a pensare questo: Signore non mi ama più. Dobbiamo ricordare invece che queste cose sono avvenute anche nella vita di quanti ci hanno preceduto e sono rimasti fedeli a Lui. E l'Apostolo Paolo è un esempio. Amen. Non pensate che i pastori, i ministri, i servitori, i missionari abbiano vita agiata. Più servi il Signore, più hai da combattere. Più servi il Signore, più dai la tua vita a Lui e più hai combattimenti interni, esterni, persecuzioni, avversità, contrasti. È così. Più ami il Signore, più il mondo ti odia. Più ami il Signore, più il diavolo se la prende con te. Ma ricordati che sei più che vincitore. Questo te lo devi sempre ricordare. Noi siamo più che vincitori. Amen. Il Signore permette simili situazioni affinché non mettiamo la nostra fiducia in noi stessi. Non dobbiamo confidare sulle nostre capacità, sulle nostre forze, sulla nostra saggezza. No. Dobbiamo imparare a confidare solo in Cristo Gesù, che noi ci onoriamo di servire. Amen. Quando comprendiamo che Cristo è con noi e ci rivolgiamo a Lui con fede, allora ci darà le forze per affrontare e superare vittoriosamente ogni avversità. Amen. Amen. Alleluia. Infine voglio sottolineare con voi il versetto 11, no? Che sembra un appello che l'Apostolo Paolo rivolge alla Chiesa, un appello. Nella mia versione dice: aiutandoci anche voi con la preghiera. Un'altra traduzione è scritto: cooperate anche voi con la preghiera, siate partecipi anche voi, aiutandoci, noi che siamo in prima linea, aiutandoci. Amen. I servi di Dio hanno bisogno di essere aiutati con la preghiera. In questo modo si coopera, si fa qualcosa che è di aiuto. Sembra poco che uno dice: prego per te. Amen. Voi non sapete la gioia. Una volta mi trovavo in un raduno a Padova e dovevano consegnarmi un CD, un DVD che avevo ordinato della registrazione del culto, un raduno. E allora, nel dare il mio nome, si sono il fratello Rubino. Il fratello Rubino, ma noi preghiamo per te. Ecco, non lo conoscevo quel fratello. Poi in chiesa a Padova pregavano per un periodo particolare che attraversava, pregavano per me. Che bello. Grazie. Grazie, fratelli. Continuate a pregare, che bello, no?
L'Apostolo Paolo dice: aiutateci anche voi con la preghiera, cooperate anche voi con la preghiera. Non tutti possiamo essere in prima linea, vero? Non tutti possiamo affiancare i missionari, i pastori, però possiamo pregare per loro. E insieme alla preghiera, che fa tanto, se possibile, fare anche la nostra parte per aiutarli, anche economicamente, anche in qualsiasi modo, no? Gloria a Dio. Questo è far parte dell'opera del Signore, essere partecipi. Non è armiamoci e partite, no? Oppure, tanto ci sono i pastori. Tutta la Chiesa è coinvolta. Amen? La cosa bella è che in Chiesa, nel popolo di Dio, non c'è gerarchia, ma tutti siamo soldati. È meraviglioso appartenere all'esercito del Signore. Certamente c'è chi si adopera di più, e allora l'onore a chi l'onore, si è più onorati, ma gloria a Dio, è qualcosa che è dovuto per incoraggiare. Amen? Amen. Ma l'importante è comprendere una cosa, che se siamo afflitti e scoraggiati, Dio non ci lascia nell'afflizione, nello scoraggiamento. L'afflizione è qualcosa che ha sempre toccato i credenti, di ogni epoca. Il Signore non ci ha promesso sempre il sole, né che nella nostra vita non ci sarebbe mai stata una tempesta. Possiamo attraversare le tempeste, ma se attraverso la tempesta io voglio la sicurezza che Gesù sia con me, e allora affronterò la tempesta. Perché so che poi il Signore presto o tardi, quando Lui riterrà opportuno, dirà basta. E tornerà la calma, la quiete. Amen? Amen. Gloria a Dio. Così passano gli anni, passano i giorni e abbiamo modo di testimoniare le nostre esperienze fatte. Amen? È bello testimoniare agli altri dell'esperienza fatta con il Signore. Gloria a Dio. Quante cose ha fatto il Signore per la tua vita? Qualcuno ci pensa. Il Signore ha fatto tanto. Se io personalmente dovessi elencare tutte le volte che il Signore mi ha aiutato, veramente, tante me ne dimenticherei sicuro, ma l'elenco sarebbe lungo ed è ancora lungo, e so che ancora ci sono pagine da scrivere nella mia storia con il Signore, e voglio ancora sperimentare la fedeltà di Dio, la sua bontà, la sua potenza. Voglio imparare, sto imparando a dipendere da Lui. E questo dobbiamo fare tutti, imparare a dipendere da Lui senza scoraggiarci nelle sofferenze, stando vicino a chi è nella prova in modo particolare, e che nessuno pensi che l'ira di Dio si è scagliata su di lui. Non lo pensate, perché Dio è amore. Dio è amore. Amen. Lui ci ama. Solo che se ha sofferto Lui e tu ti identifichi con Lui, siamo chiamati a identificarci con Cristo, dobbiamo soffrire anche noi. Ma come ha vinto Lui, stai certo che anche tu vinci, anche io vinco. Amen? Risultato? Il nemico è sconfitto. E questo noi vogliamo, la sua sconfitta. Gloria al nome del Signore. A Dio sia la lode e la gloria. Amen? Vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo ringraziare il Signore.